Doveva essere la giornata delle scelte sul futuro delle province, è stata l'ennesima giornata di irresponsabilità della politica, è finita senza decisioni la riunione della conferenza regionale sulle autonomie locali, c'erano ben 5 opzioni sulle quali giocare il domani, si è preferito stare fermi. E ancora una volta la politica veneta non ha avuto il coraggio di prendere una decisione. La soluzione uscita, che ho votato perché tutela la provincia di Belluno in quanto è richiesta la specificità, ma diventa una soluzione fragile perché prevede anche la stessa situazione per quanto riguarda la provincia di Rovigo, è una soluzione che rischia, se arriva così al tavolo del governo, di essere cassata completamente. Non c'è abbastanza tempo per decidere, questa è la motivazione dell'assessore regionale Ciambetti, ma non è questione di tempo. In questo momento, anche se dessero 2 anni, non sarebbero sufficienti per decidere, il problema è la volontà di decidere. Il Veneto ha la capacità e la forza di recuperare i dati, di fare un'analisi, però se lo vuole fare. Il governo in questa fase vada a prendere atto di una non decisione e quindi cassi tutto. Il territorio veneto è troppo complesso, non lo si può rivedere attraverso parametri numerici e poi ci sono appuntamenti che non permettono scelte impopolari. Sono prevalsi interessi di natura diversa, c'è una scadenza elettorale in primavera e quindi non c'erano le condizioni per scegliere qualcosa di più forte. A questo punto non resta che sperare nella lungimiranza del governo tecnico. Di fatto la provincia resta in bilico, tutto resta com'è.